Un ufficio all'interno dell'ex caserma Serena che valuti conoscenze e competenze e che definisca percorsi di formazione e inserimento nel tessuto produttivo. E questa è l'ipotesi su cui sta lavorando il sindaco Mario Conte in tema immigrazione, con l'obiettivo di programmare presente e futuro di chi sbarcando in Italia arriva a Treviso. Un progetto che vedrebbe, come già accaduto in passato, con gli arrivi dall'Albania e dal Nord Africa, il coinvolgimento diretto delle associazioni imprenditoriali. È un periodo storico particolare, nel senso che da una parte abbiamo le aziende che chiedono forza lavoro e dall'altra c'è questo fenomeno migratorio che oggi poteva diventare un'opportunità nell'emergenza. Oggi chi rappresenta il mondo del lavoro, degli industriali, dell'impresa può dare una risposta importante sia da un punto di vista di ospitalità che da un punto di vista di formazione e di occupazione lavorativa. Questo non lo possono fare i sindaci possono creare la condizione, possono avvicinare le parti. Un ufficio gestione immigrati che vuole essere anche una risposta a chi contesta i sindaci per non aver risposto alle richieste delle prefetture. È un segnale che i sindaci sono già molto impegnati nella gestione migratoria, della prima gestione migratoria proveniente dall'Africa, siamo impegnati nella gestione dei rifugiati politici dell'Afghanistan, siamo impegnati con gli ucraini e siamo molto impegnati nella gestione dell'emergenza sociale della nostra comunità. Le difficoltà stanno nel fatto che questi arrivi sono continui, sono indefiniti nei numeri e soprattutto i sindaci temono di essere abbandonati da un punto di vista anche delle risorse e delle criticità. Del resto, le esperienze passate confermano che solo attraverso la formazione e soprattutto il lavoro, tra l'altro in mansioni che sono cronicamente scoperte, il fenomeno migratorio può diventare da problema a risorsa. Dobbiamo chiedere però regole e metodi ferrei e soprattutto numeri certi. In mancanza di questi elementi io credo che sia difficile andare avanti.